Per chi si occupa di scarpe, il MICAM, ovvero il Salone Internazionale della Calzatura, è l'evento in assoluto più importante, punto d'incontro per operatori da tutto il mondo, crogiolo di tendenze innovative. In fiera a Milano, l'edizione settembrina del MICAM ha presentato le calzature che porteremo nella stagione primavera-estate 2023. Una moda gioiosa, funzionale e responsabile che sempre di più è affidata a giovani talenti, come gli studenti del Politecnico Calzaturiero della Riviera del Brenta, un'istituzione che da quasi un secolo forma le maestranze di uno dei settori trainanti dell'economia veneta. Per gli studenti del corso di Fashion Shoes Coordinator, il MICAM rappresenta dunque un'importante esperienza di crescita professionale. Il corso è sviluppato in 600 ore in classe, dove ci vengono spiegate da professori che lavorano nell'ambito, e 400 ore di stage. Questo viene ripetuto per 2 anni, dopodiché abbiamo un esame finale che ci consegnerà un attestato di Fashion Shoes Coordinator. La mia ispirazione è quella di diventare uno stilista. Da sempre amo disegnare, ho tante idee che voglio mettere in pratica e grazie al Politecnico riuscirò a metterle su carta. Il Politecnico da 8 anni ha introdotto, oltre alle calzature, la realizzazione di borse, quindi partiamo dal disegno fino ad arrivare al prodotto finito. In questo caso qui abbiamo un esempio di borsa realizzata da noi. Mi piacerebbe molto trasmettere la passione della calzatura anche agli altri, soprattutto se vi piace anche iniziare a lavorare presto, comunque trovare lavoro facilmente, sappiate che il Politecnico Calzaturiero vi dà questa opportunità. La presenza del Politecnico Calzaturiero e del Consorzio Maestri Calzaturieri del Brenta presso l'Infopoint della Regione era parte del progetto promosso da Camera di Commercio di Venezia Rovigo in collaborazione con Venice Promex per la partecipazione del sistema veneto al MICAM Milano, il tutto nell'ambito del programma per la promozione economica e l'internazionalizzazione della Regione Veneto. E al salone erano presenti 44 imprese venete, 15 di queste appartenenti al distretto della Riviera del Brenta, specializzato nella calzatura di lusso. Ne è un bel esempio il calzaturificio Barbato, 60 anni di attività e utile palestra per i giovani che vogliono intraprendere questo mestiere. Produciamo scarpe eleganti, di lusso, e cerchiamo di continuare questa tradizione che ha iniziato mio padre. Siamo 3 fratelli, siamo associati a Asso Calzaturifici e quindi anche all'Acrib. Al Politecnico Calzaturiero collaboriamo da anni, facciamo sia stage con il Politecnico sia molto spesso poi vengono confermati e anche vengono assunti. Anzi, per noi è una fonte positiva, interessante, soprattutto in questi tempi in cui è difficile reperire del personale specializzato. E allora non resta che aspettare le prossime edizioni del MICAM per ammirare le creazioni di questi aspiranti maestri calzaturieri.